oggi è una giornata importante, domani lo sarà ancora di più perché la ditta completerà gli ultimi lavori di finitura, attaccheranno l'ultimo pezzo di legno, daranno l'ultima pennellata di colore e poi inizieranno ad uscire, inizieranno a entrare le ruspe per rimuovere l'attura. Lo avevamo chiamato per troppo tempo il grande malato, per lui pareva non trovarsi una cura. Erano tutti palliativi e lui, il ponte degli Alpini, stava sempre peggio. Poi la svolta, il comune può riprendere in mano la situazione, basta con quel doloroso stallo che sta facendo perdere ogni speranza ai bassanesi e si riparte con una ditta seria, una di quelle ditte che non pettinano le bambole. Era impensabile solo un anno fa poter desiderare questo momento, insomma ci siamo arrivati. E noi siamo riusciti a uscirne e credo ci sia stata anche una dose di fortuna, non solo questa, anche molto lavoro fatto pensandoci, facendoci aiutare da consulenti di alto livello, siamo riusciti a uscirne. Una fine lavori arrivata nonostante tanti nonostante. Nonostante gli imprevisti del maltempo, nonostante il Brenta che se n'era stato tranquillo per un anno, in questi ultimi 2 mesi abbia fatto un po' il capriccioso e nonostante tutto. Ma soprattutto nonostante i gufi, gli uccelli del malaugurio, i misuratori improvvisati, insomma siamo arrivati qua, credo sia un grande momento per la città. Già, alla faccia dei tanti gufi e improvvisati professionisti che ne avevano tirate fuori di tutti i colori. Qui la realtà parla. Ah, a proposito di gufi e uccelli del malaugurio, non c'è proprio più spazio sul ponte per loro. A farsi il nido, semmai, solo qualche timido colombo.